Si chiama Circe 2020 ed è il progetto Interreg che vede cioè coinvolti non solo il nostro paese, ma pure realtà come Austria, Polonia, Ungheria e Croazia e che pone in essere il concetto di cosiddetta economia circolare, ovvero un ciclo di trattamento dei rifiuti che li trasforma in nuove materie prime senza che l'oggetto in sé e per sé concluda il proprio ciclo vitale. Una esperienza pilota in Italia che vede protagonista la Regione Veneto attraverso ARPAV, l'ente di tutela dell'ambiente, e ETRA, la multi-utility padovana specializzata nella gestione dei rifiuti, la cui sinergia mira a favorire un nuovo modello di business basato su sviluppo e innovazione. Non dunque un modello alternativo di crescita, ma la crescita, secondo una direttiva europea del 2014 che ha stanziato 6 miliardi di euro, in cui rientra anche il finanziamento di Circe 2020 e che entro il 2030 si propone di creare ben 3 milioni di posti di lavoro. Un principio questo che consente di vedere il rifiuto non più come un bene che è esaurito il proprio ciclo vitale, ma come una risorsa che può dare vita ad un'economia alternativa rispetto a quella degli sprechi e del consumismo. Noi siamo già attivi sull'economia circolare attraverso una raccolta differenziata molto spinta, abbiamo raggiunto livelli di eccellenza sulla differenziata, 70% nel corso del 2016 e il dato sarà in miglioramento, ma soprattutto abbiamo impiantistica all'interno della nostra azienda che fa già dell'economia circolare un valore quotidiano che viene applicata nella gestione quotidiana della nostra azienda e della nostra esperienza in materia di rifiuti. Il progetto Circe 2020 costituisce la compiuta realizzazione del concetto di sviluppo sostenibile. Quanto costa il recupero? Il recupero non costa di più e comunque anche se dovesse costare di più bisogna chiederci quanto costa il non recupero, quanto costano i cambiamenti climatici, quanto costa appunto estrarre il percolato, tenere sotto controllo le discariche che hanno 10, 20, 30 anni e che resteranno lì per sempre, perché le discariche sono solo dei depositi di rifiuti, i rifiuti non è che spariscano, restano lì per sempre. È da riconsiderare proprio la realizzazione stessa del prodotto. Sì, l'economia circolare non è un'economia di recupero solo, è un'economia che parte dall'ecodesign, cioè da riconsiderare la produzione, il prodotto e quindi la progettazione dei prodotti che deve essere vista in maniera diversa, in maniera che poi il prodotto possa durare di più, possa essere anche recuperato, riaggiustato e poi sia alla fine facilmente recuperabile perché le materie prime possano ritornare nel ciclo di trasformazione.